Cari amici, questa è una sorpresa da parte del vostro Lello, che sempre sulla base di ricerche del maestro Lello Traisci ha voluto offrirvi una puntata speciale denominata puntata 0, che esula completamente dal fil rouge storia della nostra musica, ma che comunque tratta un genere musicale a voi tutti noto nella zona campana, ossia la tamuriata. Grazie a testimonianze trovate su citazioni letterarie, dipinti, raffigurazioni su vasi, un'infinità di sculture e bassorilievi disseminati in vari musei del mondo, possiamo attestare senza ombra di dubbio che fin dal periodo arcaico si è avuto in Sud Italia e nello specifico in Campania lo svilupparsi, grazie alla cultura musicale greca, di un genere musicale chiamato per l'appunto la tamuriata. Detto genere musicale era molto semplice ed era dedicato al dio Dionisio e alla dea Cibele. Veniva cantato in loro onore ed era accompagnato dal ritmo di una o più camorre. Queste erano tamburi a cornice di forma circolare o quadrata, con o senza cimbali, al cui ritmo i danzatori eseguivano una serie di balli devozionali dedicati alla madre terra. In quel tempo i danzatori ellenici si muovevano con gesti corporei strettamente collegati alla voce ed alla musica per il raggiungimento dell'ebbrezza terrena. Con la nascita del teatro greco, queste danze furono schematizzate affinché entrassero a far parte delle sue rappresentazioni. I movimenti riproposti nell'udienza danza campana sono soprattutto due. I primi si riassumono in una parola, la cheironomia, che comprende la posizione assunta dalle mani nel corso del ballo, molto importante perché attraverso di essa si esplicitano sentimenti ed emozioni particolari. I secondi si riassumono nel saltare di tipo demoniaco che agita tutto il corpo. La danza dei satiri antichi, probabilmente antenata della nostra tamuriata, si chiamava sikinnis e si ballava nel naos, ossia nel tempio divino. Continuando la storia delle antichissime origini del nostro ballo, possiamo osservare che le danze battiche sostituirono più tardi in Grecia la sikinnis. Queste nuove danze, sempre in onore al dio Dionisio, erano costituite dalla elevazione ritmica delle braccia e dalla agitazione di tutto il corpo. Tutti questi movimenti servivano alle baccanti e alle sacerdotesse del Dio per giungere al furore erotico. La danza delle baccanti o menadi, ossia donne seguaci di Dionisio, era detta turbe ed era una danza fortemente oscena, eseguita di solito durante i riti auspicanti fecondità.
Nella schematizzazione della danza dionisica confluì anche la gestualità della danza pirrica greca. Tale danza è anch'essa presente, seppur travisata, in alcuni tipi di tamburiata. Essa era di carattere giocoso, ma anche guerresco, e veniva eseguita da un'amazzone armata di lancia, di un piccolo scudo e con indosso una pelle di daino, a lei elargitale da un Sileno, dio minore dei boschi, e pelle che era propria dei cultori di Dionisio. Quindi, così bardata, questa amazzone danzatrice mimava attacchi e difese in battaglia. Nello stesso tempo i satiri parodiavano mimicamente la mancanza di coraggio dei cultori della vita agreste ed in alcuni casi sembrano danzare in preda alla più accesa paura, cadendo in ginocchio e stendendo un braccio come per allontanare un oggetto abominevole, oppure sempre in ginocchio, poggiando la mano destra per terra e la sinistra sulla testa. Una splendida decorazione pittorica su un vaso conservato nel Museo Nazionale di Napoli raffigura due satiri che attorniano danzando un chebele, ossia un recipiente colmo di vino, inginocchiandosi e volteggiando fino ad arrivare ad incastrare le gambe. Tutte queste movenze satiriche sono oggi riscontrabili in atteggiamenti coreutici, ossia inerenti alla danza, riscontrabili nella tamburiata campana. Un'altra danza rituale greca, eseguita dai giovani durante la vendemmia, è caratterizzata anch'essa da un'azione mimica denominata epilenios. Il suo movimento gioioso ed estatico, cadenzato dal ritmo della cetra e dal suono delicato delle tibie, si può rilevare in alcune movenze tamburiatiche. Con questa ritualità mimetica sono rappresentate tutte le azioni svolte dai vignaioli durante il periodo della vendemmia. Tra le danze allegre appartenenti al genere teatrale bisogna annoverare soprattutto la Kordax. Essa appartiene al genere della commedia greca di tipo orgiastico ed è caratterizzata da momenti eccitanti, in particolare dal movimento turpe dei fianchi. Altro elemento importante di tali danze rituali è il luogo dove si svolgono. Per i popoli antichi era lo spazio antistante il tempio del dio. Oggi, in una ideale continuità con il paganesimo, è il sagrato o la piazza antistante la chiesa della Madonna o del Santo. Il ballo alla tamburiata è una danza a coppia ed esprime rappresentazioni rituali che non riguardano mai il quotidiano, quanto piuttosto tutto ciò che il quotidiano nega e reprime.
Non deve quindi essere associata alla tradizionale danza d'amore, che può invece essere rappresentata nella tarantella. O ballare campagnola, ossia il ballo dei contadini, è costituito da una gestualità ritualizzata che nel momento collettivo assume un significato simbolico e magico. I suoi gesti possono essere spontanei, derivati da gesti che si effettuano durante il lavoro quotidiano dei campi o in casa, come setacciare la farina o spezzare i maccheroni, oppure da imitazioni degli atteggiamenti degli animali, come il volo degli uccelli o le gestualità tipiche dei gallinacei. Quando la musica incomincia a scandire il suo tempo tra i potenziali danzatori attraverso un gioco di sguardi, avviene la ricerca del partner, poi l'incontro tra i due ed infine la formazione della coppia di ballerini. Nella prima fase del ballo sembra che i due danzatori cerchino la giusta intesa tra di loro ed assaporino bene il ritmo della camorra, sul quale poggia il canto, e ballando cominciano anche a assaggiare il loro rapporto con lo spazio. In questo momento di ricerca i due esprimono la loro volontà psicologica di possedere un proprio spazio entro cui agire, protetti sia dalla barriera che si è venuta a creare tra la coppia, sia da quella formata dagli astanti, i quali a loro volta sono sempre dei potenziali partecipanti alla danza stessa, visto che potrebbero intervenire in ogni istante. Durante l'esecuzione della tammuriata, infatti, non esistono attori e spettatori, non vi sono barriere tra i partecipanti alla festa, né esistono palcoscenici, ma si formano spontaneamente dei cerchi con tutti i presenti, all'interno dei quali si fondono in un tutt'uno suonatori, cantori e spettatori. Il cerchio simboleggia la volontà umana di sfuggire il tempo canonico. Si tenta attraverso di esso di fermarlo, almeno per quel momento di festa, donato alla divinità. Il duro vivere quotidiano viene così esorcizzato e dimenticato. Il cerchio formato dagli spettatori serve a potenziare le energie umane dei partecipanti alla tammuriata. Nel suo interno la danza si svolge regolarmente sempre sulla ritmica dello schioccare delle castagnette, tenute in mano un po' da tutti gli astanti, tra gli sguardi fissi e reciproci dei danzatori. In alcuni momenti di spontaneo eccitamento, però, la frase musicale che segue la scansione ritmica dei versi del cantore tende a stringere gli accenti. In questo momento uno dei due danzatori comincia ad assumere un ruolo aggressivo, di evidente atteggiamento o di sfida, assecondato o scacciato dall'altro. Quest'ultimo può allora
indietreggiare perché è incalzato dal compagno o dalla compagna, oppure decidere di accettare il corteggiamento o il duello. Questa fase del ballo è la più frenetica e coinvolgente ed è chiamata rotella o vutata. La vutata dunque è il simbolo della sfida o dell'accoppiamento, ma può risultare anche da parte della donna un rifiuto dell'uomo che la sta corteggiando. La coppia allora si può spezzare ed in questo momento può entrare a formare una nuova coppia un altro personaggio come nuovo potenziale corteggiatore. In questa fase si modificano anche la ritmica e la parte cantata. Infatti la tamorra batte in uno ed il cantore canta su una sola nota, molto prolungata, ed aggiunge dei versi più brevi per seguire i due danzatori che girano su se stessi, quasi incatenati. In questo momento della votata si assiste alla totale liberazione e allo sblocco di tutte le tensioni muscolari. Nella girata nella maggior parte dei casi l'andamento della danza è antiorario. Non c'è limite di tempo alla danza, se non quello di sfinire per raggiungere, con la perdita della coscienza, l'acume che dischiude nuovi orizzonti prima sconosciuti. Il ballo non è soltanto frenesia e neanche semplice stato di ebbrezza, ma puro invasamento divino. Non esiste scuola per imparare questo ballo, ma solo iniziazione. Quando si è ragazzi si comincia a ballare con gli anziani ed allora bisogna seguire i passi senza prendere l'iniziativa. Seguire lo sguardo di colui che guida è importantissimo. Soltanto guardandosi sempre negli occhi si può entrare perfettamente in sintonia. La tamurriata descritta sinora ha delle caratteristiche ben precise, ma vi sono delle differenze a seconda dei luoghi dove si balla. Vicino al mare ed in pianura, ad esempio, la danza è sempre stata considerata un avvicinamento amoroso e sensuale, mentre tra le montagne la necessità di conquistare la vallata le ha conferito delle caratteristiche più dure, più scattanti, quasi guerresche. La tamurriata di Scafati è sicuramente la più ballata ed il suo fine è di natura essenzialmente sensuale. La paganese è più saltellante rispetto alla prima. I ballerini presentano minori movimenti di attaccamento e la stessa vudata mantiene i ballerini distaccati. In questo tipo di tamurriata che osserviamo a Pagani e paesi limitrofi, il corteggiamento sembra lasciare il posto ad una sfida tra i danzatori. Un terzo tipo di tamurriata è la giulianese. La sua caratteristica principale è costituita dalla presenza del doppio flauto e del tamburello. Il ritmo detto sisco
Inoltre è più veloce, quasi ossessivo. L'ultimo modo di ballare che prendiamo in considerazione è quello della avvocata, in onore della Madonna all'avvocata. La sua caratteristica principale è nella presenza di un numero elevato di tamorre suonate contemporaneamente che può variare da 1 fino a 10. C'è una tamorra principale che guida il tempo e insieme alla voce dà il numero di colpi alla vutata, secondo il testo delle barzellette intonate. Qui la musica e i movimenti sono veri e propri richiami di combattimento. Concludendo l'argomento, si è voluto spiegare i vari modi di danzare la tamburriata per far comprendere come siano un tutt'uno il ballo, il canto ed il ritmo di questo genere musicale. Ciò detto, è doveroso ricordare i pilastri di questo genere che con la loro ricerca, studio e passione lo hanno portato avanti facendolo diventare infine anche uno stile di vita. E quindi annoveriamo in primis il maestro Roberto De Simone, Eugenio Bennato, Beppe e Concetta Barra, Fausta Vetere, il maestro Scarfoglio, Marcello Colasurdo e poi tra i gruppi i più rappresentativi la nuova compagnia di canto popolare, Musica Nova e Zazi, le Nacchere Rosse ed ancora tra i nuovi che continuano a ricercare, studiare, comporre, proporre, tramandare il nostro maestro Lello Traisci con il suo gruppo La Paranza Improvvisata. E in ultimo il portavoce e redattore di tutta questa tematica, il sottoscritto vostro Lello Mengoni. Ciao!